La visita in un museo è sempre un viaggio nella diversità, è un viaggio nell'immaginario di altri modelli di vita e di altri modelli di azione sociale. Questa parte del museo riguarda esplicitamente la morte e quindi è un viaggio al limite della vita e al limite della diversità. Cioè questi oggetti ci interrogano e si fanno interrogare su come altre civiltà hanno pensato la morte e su come hanno pensato soprattutto i morti. La prima cosa da dire è che queste civiltà sono completamente diverse nella concezione della morte dal cristianesimo, nel senso che noi cristiani, o meglio i cristiani, pregano Dio per la salvezza dei morti. Altre civiltà invece si rivolgono direttamente ai morti perché loro siano utili alla vita e siano utili ai viventi.